Un'importante novità per quanto riguarda l'analisi dei tamponi è stata annunciata oggi dal presidente Zaia su suggerimento di Roberto Rigoli, il coordinatore delle microbiologie del Veneto. Sarà possibile decuplicare la velocità di analisi e contemporaneamente ridurre i costi. Se invece di fare 10 analisi singole, che ci costano 18 euro l'una peraltro, detta anche in soldoni, ma non è per i soldi, che è esattamente quello che si fa oggi, prendiamo un po' di virus, se c'è, o comunque un po' di quello che abbiamo prelevato da ogni provetta, e lo mettiamo tutto in una provetta e la mescoliamo, dite, ma come facciamo? Facciamo l'analisi della provetta. Se la provetta ci dà una positività, torniamo da questa e ne facciamo una alla volta. Ma siccome l'incidenza oggi del contagio è sotto il 2 per 1000, vuol dire cosa? Vuol dire che qui ho un moltiplicatore per 10. Capite che questo è l'uovo di Colombo, non saranno contenti quelli che vendono macchine, analisi, ma il dottor Rigoli l'ha già sperimentato, ha mutuato una procedura che si fa già ad esempio nell'analisi del sangue, si chiama pool questo, no? Si mettono in pool tutte, se poi vedi una positività vai a cercartela.